mentre mangio durante la live, va bene, ma non importa. Allora, ragazzi, domani ci vedremo col solito filmato del venerdì, poi ci sentiremo per gli auguri, ovviamente fare un video, non so se sarà breve, se sarà una sbarbata, se sarà un solito saluto come tante volte faccio durante le festività, anche perché sapete bene che le mie feste, per quanto riguarda il Natale, come la Pasqua ed altre, io le trascorro diversamente, con una mentalità diversa, con un qualcosa che semplicemente può portare allegria e spensieratezza, che è quella la cosa necessaria, quella che auguro poi a tutti. Però ne parleremo poi in un secondo momento di queste cose, perché non è... C'ho un piccolo problema che mi si è manifestato, eccolo qua, grosso così, per cui domani non so come affronterò la mia sbarbata. Non so cosa farò, dovrò lasciare per forza di cose questo piccolo pezzettino da lasciare così, perché se ci passo sopra inevitabilmente rischio di peggiorare la situazione già non troppo bella di per sé. Quindi e niente, per quanto riguarda il resto, cose da dire. Sì, allora, a sto tipo che ogni tanto viene e spreca qualche commento perché non c'ha nulla da fare, ridicolissimo poi, perché sono andato ad osservare un attimo il suo canale, un personaggio molto ridicolo, che si atteggia non so cosa, perché si sente non so cosa, perché è ridicolo, fa molto ridere che pure parla del suo canale di non so cosa, in quanto non, boh, è astratto, quindi non si vede bene, non è centrato e non si sente la voce, non si capisce niente, non si vede niente, non si fa, cioè, lascia perdere, dico io, ci sono tanti canali, tante cose, se proprio non ti piace, non si vede bene il mio canale, non si vede bene, non si sente bene il mio canale, non capisci cosa dico nel mio canale. Tanto per precisare, Sbarbatore è napoletano, quindi io sono napoletano e tendente anche ad usare la mia dialettica, quindi se non ti piace vai avanti, ci sono tanti canali da guardare, quindi è inutile che ti fermi là e metti il tuo commento inutile sperando di qualche applauso che non hai, perché non te ne fanno. Quindi voglio dire, lo stesso vale per chi non gradisca, perché ci sono tantissimi canali da vedere in merito a questo argomento. Quindi là dove non dovesse piacere o semplicemente si va a cercare quei 5 secondi di gloria per avere un applauso, cioè, ma va su canali veramente grossi, allora magari là su un canale di 100.000 persone poi ha 3 applausi, perché è quello il limite tuo, e poi oltre là non arrivi. Però se proprio vuoi entrare e fare un... cioè, il mio canale, come sempre dico, viene svolto con un telefono cellulare che è lì davanti ed io registro i miei video col telefono cellulare. Quindi non è che... Ciao Elvis! Quindi non è che io sto lì con alta tecnologia a fare un... È una cosa che faccio per passione, è una cosa che faccio col niente, condivido le mie opinioni in merito ad un prodotto, non è legge, non è sacro, non è nulla, quindi io faccio le cose con molta tranquillità, cioè non sono il tipo che sta lì a dare tanti tecnicismi sulle cose, a dire... Quindi alla fine è quello. Se ti piace lo ascolti, se lo vedi, se posso strappare una risata, perché io la prendo con molta leggerezza, con molta... Alla fine dire, ah ma non si vede niente, ah ma non si può capitare per problemi sì, certe volte perché i video miei non sono live, quindi io li registro, li prendo pari come stanno, qualsiasi cosa possa succedere nel video, li prendo pari come stanno e li riporto sul canale. Quindi se per
passaggi da quando li vado a rimessare sul canale dovesse succedere qualche imprevisto, oppure caso vuole che non si sente, che non si vede qualcosa per problemi di segnale, quando il video viene registrato sul canale, qualsiasi cosa possa succedere. Oh, pazienza, non è che lavoro, non è che guadagno soldi con queste cose, non ci vivo, io vivo lavorando come tutti e ho una passione e la condivido, punto, finisce là. Quindi è inutile entrare con cose a dire, ah ma non si vede quando non hai manco visto, magari si è visto una parte, 3 secondi di video dove io mi sposto e lo dico, quindi ciao. Quindi alla fine è inutile stare lì a entrare e scappare via per dire una cosa inutile. Vai a un'altra parte, oppure dici alla gente di guardare i tuoi video che in modo che ride veramente, ma là non è che ride per una battuta, là ride proprio, ride proprio per come... Vabbè, dai, ci vediamo domani sperando che questa cosa non cioè, si fermi qui, non porti oltre questo. Ci saranno tante novità prossimamente sul canale, qualcuna ve l'ho già presentata, ne ho altre riservate e forse ce ne saranno altre ancora, quindi ci sono tante belle cose. Continuerò ad usare i rasoi con i quali faccio a pugni, vi preannuncio questo, rasoi con i quali faccio a pugni, però mi piacciono uguali, quindi li uso lo stesso, anche se faccio a pugni. E chi segue il canale da un po' di tempo sa a quali rasoi mi riferisco. Quindi c'è anche da divertirsi, pure perché è giusto che sia così, non è che uno può trovarsi con tutti i rasoi, con tutte le cose, quindi è giusto che sia così. Per quanto riguarda il resto, TikTok mi ha bloccato le live. Perché fino al 21, perché quando tu dici la verità sulle cose, quando tu parli di cose dove dici il vero, a qualcuno non sta bene, allora spunta il tipo di turno che magari ti fa. Quindi ho fatto contestazione, ovviamente come è giusto che sia, perché quando dici la verità e dici le cose vere non devi mai aver paura di contestare, anche se è un social, cioè chi se ne frega, cioè posso fare a meno, a parte che per quello che uso io TikTok, non lo so nemmeno usare alla meglio, quindi per quello che lo uso io me ne frego, posso anche cancellarlo, eliminarlo del tutto, perché non me ne frega niente. Come tutto il resto dei social, io sono per divertirmi, per svagarmi, per dire le cose come stanno, là dove c'è da inoltrare qualche protesta, qualcosa giusta, logica, fondata, non una cosa a caso, fondata, che è ben diverso da tante altre cose. Quindi là dove c'è questo io non mi preoccupo. Mi silenziano, ma non me ne può fregare di meno, cioè non è che io qui, ora sono qui perché sono in ferie, non ho nulla da fare, mia moglie riposa e quindi io sono qui, ma diversamente posso stare in giro, posso vivermi la famiglia, cioè, non è che sia così importante, le cose importanti sono quelle che abbiamo intorno tutti i giorni, quindi quella è la cosa importante. Comunque, detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona serata e domani credo di farlo prima il video per farlo pubblicare anche prima. Quindi domani registrerò un altro video. Spero di riuscire a farlo per la mattina se non escono cose da fare.
spero di riuscirlo a fare per la mattina, diversamente niente, uscirà tardi come sempre, ma credo di anticipare un attimo anche perché non esco da lavoro, quindi qualsiasi cosa la posso fare prima e riuscire a pubblicare il video prima per vederlo in orari decenti. Nel caso, il giorno dopo troverete il video, tanto per chi ha le notifiche, campanellina attiva e sa bene quando esce il video perché gli arriva ovviamente la notifica. Allora, detto questo, grazie ai partecipanti, a quelli che hanno partecipato e ci vediamo alla prossima live o nei video se commentate, se fate vivi nei video. Ciao a tutti, buona serata.